Amici bellini, facciamolo questo video di pre-anticipazione, di antivigilia di Bologna-Napoli, perché guardando un pochino le stats del Bologna, le famose stats del Bologna, insomma c'è da riflettere, c'è da immaginarsi come possiamo vincere sta partita, perché sarebbe importante vincerla. Cominciamo! Premessa, io ho letto le dichiarazioni, il semicesso è un cesso intero, è un cesso totale, mi rifiuto. Come sapete io non ho parlato della prima pietra perché non c'era niente di cui parlare, proprio non c'era la pietra. Quando arriva la seconda pietra parliamo di centro sportivo, ma dello stadio non se ne parla, perché si parla semplicemente di cose dette, stradette da 20 anni, e quindi non mi mandate niente, non mi chiedete. Antonio Caputo, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti e grazie per essere qui con me. Parliamo del Napoli, parliamo di Serie A, parliamo del calcio in generale e cerchiamo di capire quando non c'è conferenza, perché sappiamo che il Napoli post Champions non fa conferenza. Molte squadre si accodano a questo, come non parlò Fabregas prima della partita con Napoli, non parlerà Italiano. Ovviamente Italiano ha giocato ieri, un bel po' di turnover, partita che non riescono a vincere, che hanno giocato però quasi tutta in 10 uomini, e insomma andiamo a capire, proviamo a immaginarci certe cose, perché non possiamo far altro che immaginare. Allora, spostandoci, perché voglio utilizzare sempre i dati, perché altrimenti per sentito dire è sempre la solita storia, lasciate un like per il Napoli, che ha le stesse stats del Bologna per quanto riguarda i gol fatti e i gol subiti. Questa è la prima particolarità che mi sento di dirvi: 16 gol fatti, 16 gol fatti, 8 subiti, 8 subiti. Però il Bologna ne pareggia 2 in più rispetto a 2 nostre vittorie. Sappiamo che abbiamo fatto un paio di vittorie un po' più corte musaggini e quindi più o meno siamo lì come equilibrio. Poi lo stato di forma è un altro paio di maniche, perché il Bologna è una delle squadre, forse tra le più in forma, sono 3 che non perdono da parecchio tempo. Il Bologna l'ultima partita l'ha persa a settembre, credo fosse quella là col Milan, ricordiamo il gol di Modric, e le altre 2 sono il Co, che abbiamo appena affrontato, e un'altra squadra che sta resistendo con i denti è la Lazio, che andrà a giocare con l'Inter. E guarda un po', ritorna, riusciamo a legare il tutto, perché anche quando il Napoli andò a giocare con l'Inter non ci aspettavamo granché, eppure riuscimmo a sfangarla, e qua speriamo di poter parlare poi quando sarà domenica in live o lunedì, se la voce mi regge. Devo pure andare a suonare stasera, magari canto di meno, è capace che canterò di meno perché non riesco a respirare, ma va bene così. Speriamo di poter parlare di Conte gliel'ha fatta Italiano, eccetera eccetera, perché sappiamo poche cose del Bologna, ma le sappiamo, e cioè il Bologna è una di quelle squadre che ti viene ad aggredire sempre alta. Non ho trovato i dati sul PPDA, ma credo che non c'è bisogno nemmeno di scomodarlo. Stefano Ferri sarà una delle squadre che ha un PPDA più alto, cioè il tempo, una delle migliori squadre per PPDA, cioè il tempo minore che ci impiega una squadra a riprendere il pallone mentre l'altra squadra sta facendo possesso e se la sta giocando, se la sta giostrando. Quindi ti vengono a scompaginare, ad attaccare. Il Napoli a questo punto ha 2 possibilità e le vediamo proprio chiaramente. Perché ci danno un chip, ma un chip, noi vogliamo un chop, un chip e un chap. O ti prendi il rischio di fare più palleggio possibile, ovvero parti da dietro, ti prendi il rischio che ti verranno ad attaccare, quindi devi essere veloce e bravo tecnicamente a liberarti del pallone. Se superi un uomo si possono aprire delle praterie, si possono aprire degli 1 contro 1. Ecco che Højlund è proprio la partita sua, potrebbe essere proprio la partita sua, se hai un po' di spazio per correre alle spalle di un Lukumi, di un Vitic, ve lo ricordate? Vitic, non parli, però si parlava di Napoli, Vitic, il Bologna. Noi ci prendiamo Beuke, ma il Bologna si prende Vitic. Ma il Bologna sta utilizzando questo Eggem che pare stia facendo molto bene, ma li alterna, perché Italiano è così. Italiano alterna costantemente l'11 iniziale, saranno tipo 60 partite che non fa mai la stessa formazione una dietro l'altra, di conseguenza non ti dà punti di riferimento e non li dà né ai suoi avversari né
alcuni allo spogliatoio, perché poi è una questione anche culturale, di filosofia. Alcuni dicono io ho i miei 11 e se punto fisso su questi finché non succede qualcosa, potrebbe anche essere Conte questo, e alcuni invece dicono no, io li cambio sempre tutti perché li devo tenere tutti sul pezzo e tutti pronti quando mi servirà. È un discorso che il secondo in maniera proprio in teoria mi piace anche, però poi lo dobbiamo accettare. Benitez provò a farcelo accettare, in città non c'era tanto questa cosa, come ti permetti di far giocare questo quando hai l'altro in panchina, questo deve giocare sempre, questi più altri 10, questi eccetera eccetera, le famose frasi fatte. Io ieri ho fatto un video sulle frasi fatte e continuano a uscirmi, a venirmi in mente, perché sono tantissime le frasi del calcio che noi non riusciamo ad abbandonare. Quindi la prima particolarità è questa. Un altro numero che viene evidenziato: il Bologna con la Cremonese sono le uniche due squadre che hanno fatto un po' più gol di quelli che hanno creato in termini di XG, ovvero o hanno fatto dei gol un po' più difficili. La Cremonese mi viene in mente per esempio i due gol in rovesciata di Bonazzoli, potrebbero avere un XG molto basso. Idem il Bologna, anche se è un numero trascurabile per il Bologna perché è meno 0,87, più o meno hanno creato quello che hanno fatto, come il Napoli più 0,74, quindi più o meno quello è. Se ci spostiamo anche da quest'altra parte, vediamo più o meno il fantacalcio come ci porta gli indici di schierabilità. Insomma, il Bologna lo porta con Skorupski, Holm in difesa, Lukumi, Eggem, quindi non Vitic, Miranda, ce lo ricordiamo, uno famoso per i cross che l'anno scorso ha portato molti bonus, Moro sta facendo molto bene a centrocampo quest'anno, Ferguson che è stato messo fisso più dietro rispetto a come aveva iniziato. Ferguson ce lo ricordiamo anche trequartista con Motta, mentre trequartista sta crescendo, cresciuto l'anno scorso questo Odegaard, un pupillo di molti fantacreator eccetera eccetera. Ovviamente Orsolini, che noi conosciamo molto bene, ci ha dato anche delle gioie. Cambiaghi, il furetto che insomma ti può scappare da tutte le parti, dove dovrà stare molto attento Di Lorenzo, e portano Castro, un ottimo attaccante che sta crescendo molto bene, titolare in attacco. Tra le possibilità di Silvestri, Zortea, Lico Giannis è stato il protagonista di quel cartellino rosso, Pobega, non lo so perché tengo questa cosa di Pobega, che è il tiro dalla distanza di Pobega, calma, Fabian, anche lì si è parlato di Napoli, Bernardeschi che prova la giocata, Sulemana, Rowe, Dallinga Immobile che sta cercando di recuperare, Dominguez. Per quanto riguarda il Napoli ci portano un po' di percentuale bassa per Rachmani e Buongiorno, qualcuno parlava addirittura, e forse proprio il fantacalcio, sì, valuta di far tirare il fiato almeno a uno tra Buongiorno e Rachmani. Io penso che insomma onestamente, se non veniamo a scoprire di altri affaticamenti pre-sosta, io direi falla la partita con i migliori che hai senza ragionare su niente. Se posso farne male, c'è un problema proprio troppo importante che va valutato. Ci portano Olivera qua titolare, post Gutierrez titolare ci potrebbe stare come ragionamento, anche se io avrei da ridire. Anghissà, Lobotka, McTominay, Politano, quindi riprende quota Politano. Io ho già fatto la partita, ho parlato di altre cose, poi vi rimando al canale Fluizo. Højlund però al 60% e Neres in questo momento in vantaggio su un Lang o su un Elmas. Contini, Ferrante, Marianucci, Juan Jesus, Beukema, Gutierrez, Mazzocchi, Vergara, Elmas, Lucca, Ambrosino, Lang. E le altre cose, gli indisponibili li sappiamo, potrebbe non recuperare, insomma da valutare Spinazzola, Gilmour lo considerano fuori, De Bruyne, Lukaku. Spostiamoci di nuovo, con fiducia, non vi preoccupate, sono passati, ogni tanto quando poi faccio il video da telefonino, che pure mi soddisfa, pure mi sfizia, è il video senza pause, senza dover tagliare i miei respiri, è un video più a pane puparuli, insomma, che pure mi piace, però quando poi riprendo lo studio mi piace darvi qualcosa in più a livello grafico. E ritorniamo alla nostra situazione. Io non voglio pensare a un turnover nei centrali, stanno recuperando anche minutaggio, secondo me fermare la coppia, si devono riaffiatare anche, quindi non farei nulla. Di Lorenzo va a Mazzocchi, quindi Spina, io direi
quello adesso dividiamo quello che farei io e quello che potrebbe fare Conte. Io metterei Miguel qua, onestamente. Gilmour non c'è, ma è tornato Lobo, che potrebbe andare a prendersi Moro, perché qua dobbiamo immaginarci questo tipo di formazione qua, con Lobotka che sappiamo va sempre a prendersi il regista avversario. Quindi Moro o Ferguson, vedremo. Politano è facile che recuperi. Io vi direi una cosa, io Neres lo voglio sfruttare, perché se è vero che qualche prateria si potrebbe aprire, allora io voglio uno che ha lo strappo di Neres, cioè uno che sul lungo, su più metri, può guadagnare metri sull'avversario. Sappiamo che ha anche resistenza oltre che velocità. Quando mi esalta io dico somiglia a Lavezzi, e la speranza è sempre che lui abbia finalmente un'esplosione definitiva e faccia cose alla Lavezzi con continuità, perché il problema è quello, siamo sempre lì. Il potenziale di questi giocatori, sono tutti fortissimi giocatori che hanno un potenziale grosso, devono solo metterlo in pratica con continuità. Quello fa la differenza tra un campione e un campione che non esplode, inesploso, e quella è là. Quindi io spero sempre, e lo spero da quando abbiamo venduto Kvara, che Neres possa prendere un'eredità, diventare continuo, prendersi il posto inamovibile a destra, a sinistra, sottopunto, punta centrale, non mi interessa, ma non è avvenuto. Un pochino perché ogni tanto si ferma fisicamente, un pochino perché ogni tanto la partita sembra fumarsela, e quindi l'occhio semichiuso, e quindi sono quei giocatori là che devono essere in grande forma. Ora io lo vorrei utilizzare, ma lo vorrei utilizzare al posto di Politano. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Perché? Prima di tutto per poter utilizzare Elmas. E un Elmas qui sappiamo che, ovviamente lui che sa e si sente trequartista, l'abbiamo visto giocare molto bene con l'Eintracht, uno dei migliori se non il migliore. È un Elmas che potrebbe fare da trade union, perché il problema che sta avendo il Napoli è farla arrivare la palla verso Højlund, che sta avendo pochissimi palloni giocabili. Allora quando tu allarghi sugli esterni, sì, però se l'uno contro uno non ti funziona, per vie centrali ti sta mancando. Ho un'illuminazione di De Bruyne che è stato molto sottovalutato, ho un lavoro di Lukaku che venendo incontro ti apre una serie di spazi. Højlund me lo stava facendo anche vedere, però anche lui si è fermato per infortunio e deve riprendere quella confidenza anche con gli avversari e con la zolla di campo. Un Elmas così, visto che McTominay ha fatto tutto un lavoro da esterno sinistro con caratteristiche particolari, io me lo vivrei quasi come un 4-2-3-1, anche se il modulo ha poca importanza, ma per le caratteristiche, Lobotka Anghissà un po' più insieme in fase di regia, McTominay che può andare a riempire l'aria insieme a Højlund, ed Elmas che fa l'esterno, che però anche lui può andare per vie centrali. Ecco perché voglio Miguel, ecco perché voglio il Gutiérrez che può riempire l'ampiezza, piuttosto che un Olivera che sappiamo che scende poco ad accompagnare. Quando scende Olivera sì, a volte lo ritroviamo anche al centro per i dettami del tecnico, però quante volte lo abbiamo visto arrivare fino in fondo e mettere i cross? Poche. Gutiérrez in queste poche uscite già ce lo fa vedere. Ecco perché io farei così. Ovviamente la possiamo leggere tranquillamente 4-3-3 pura. E Neres perché? Perché voglio, visto lo stato di forma del Napoli, quelle due opzioni che vi ho detto, io non credo che abbiamo quella brillantezza e quella possibilità di rischiare un palleggio esasperato. Secondo me una squadra aggressiva come il Bologna potrebbe toglierci il pallone mentre palleggiamo. Se siamo lenti, buonanotte. Allora io preferisco uno che in velocità può scappare alle spalle di un Miranda che magari è sceso per fare un cross e ti può fare uno strappo se lo lanci anche in profondità. Il lancione, la pallata di Vania sarà sicuramente un'opzione, non da fare sempre, ma anche se la vuoi fare sempre, benissimo, falla sempre, e allora fammi trovare Anghissà e McTominay subito qua per la seconda palla. Højlund a fare a botte con Lukumi, un McTominay che magari si va a prendere Eggem eccetera eccetera, Anghissà che deve tenere un occhio ovviamente probabilmente a Ferguson, e poi bisognerà dare una mano ovviamente sia a Miguel che a Di Lorenzo, perché Cambiaghi va raddoppiato, Orsolini va tenuto in ottima compagnia, e uno tra Rachmani e Buongiorno dovrà uscire su Odegaard, credo. Buongiorno, con Rachmani che dovrà tenere un occhio a Castro. Questo è quanto. Una curiosità che ho letto su Fantaculo: sapete quanti attaccanti in Serie A ad oggi hanno più di 4 gol? Aspetto. Solo 3.
Bonazzoli, Castro e l'altro è Simeone. Spero non abbiate speso troppo per gli attaccanti, perché fino ad ora ci stanno dando poche soddisfazioni. L'analisi sul Bologna prosegue sullo stato, la stagione che stanno vivendo i giocatori singoli. Moro, vi dicevo, sta facendo molto bene, lo stesso Cambiaghi e Orsolini credo sia anche capocannoniere in questo momento con 5 gol. Castro 4, Cambiaghi 2. 3 gol attesi, si comincia a far vedere Rowe. Olm qualche assist lo sta mettendo, lo stesso Dallinga, si segnala anche Lico Giannis con qualche cross. Insomma, questi sono i giocatori da tenere in ottima considerazione, perché sono pericolosi. C'è anche la percentuale realizzativa qua, 12%. Napoli 11%, bisogna aumentare la percentuale realizzativa, Guido ce lo dice sempre. Insomma, come vedete non perdono da tempo immemore. L'Aston Villa le ha fregate l'ultima partita, poi in campionato bisogna tornare molto indietro, e come vedete la classifica è veramente corta. Bisogna tenere botta, perché poi si incastreranno alcuni incroci interessanti con il calendario anche delle altre, e non bisogna perdere terreno adesso, perché sto sentendo che c'è nell'aria quasi la voglia che il Napoli perda la prima posizione, e dobbiamo resistere il più possibile. Ad oggi questa partita sembra veramente difficile per il Napoli, perché il Napoli non segna più. 2 partite senza segnare, ci manca quello sbocco, ci manca un po' di fantasia, di qualità, mentre il Bologna sembra essere abbastanza solido. Però questa caratteristica di rischiare un po' l'uno contro uno e l'attacco frontale che hanno loro in pressione, potremmo sfruttarla in qualche modo, e quindi andare contro qualsiasi pronostico e magari sfangarla ancora una volta. Mentre guardate questo video, o stanno già giocando Pisa e Cremonese o hanno già giocato. Il calendario ci porta Como Cagliari, Como che sta comunque, anche loro stanno là. Lecce Verona, uno scintillante 0-0, perché se voi puntate su Stulic, su Giovane, su Orban, sempre 0-0 finirà. Juventus Torino non c'è alcun dubbio, perché il derby non è più un derby, è semplicemente un accomodatevi, vi servono 3 punti perché vi sentite in affanno, li venite a prendere col Torino, è storia oramai. Parma Milan, quindi difesa contro non attacco, e vediamo se il Milan riesce a vincerla con la qualità dei propri uomini. Atalanta Sassuolo, ho visto Juric, Lukman che si sono afferrati, hanno vinto una partita con un grandissimo gol di Samardzic, ma c'era un rigore grande quanto una casa su Ederson. Zerbi si è fatto afferrare per pazzo, ma tant'è. Bologna-Napoli, Genoa-Fiorentina, ecco, De Rossi contro Vanoli, le 2 squadre che sono in fondo alla classifica, e anche qua questa è la classica partita della paura dello 0-0, anche se il cambio in panchina potrebbe dare degli stimoli, no? ai giocatori che si dovrebbero sentire un po' più responsabilizzati. La Fiorentina anche in Coppa stava vincendo e poi se la sono persa, e quindi vediamo chi gioverà di più del cambio in panchina, la cura De Rossi, la cura Vanoli. Roma-Udinese, la Roma vince facile coi Rangers. E Inter-Lazio, sull'Inter si sta raccontando, ecco, quando arriverà la sosta ci saranno sicuramente dei approfondimenti singoli sulle varie squadre, perché l'Inter sta inanellando tutte vittorie consecutive, sono varie vittorie un po' diverse. Abbiamo interrotto noi quella striscia, thank God. Però un pochino, non sono tutte vittorie schiaccianti, stanno però portando la classica cosa che vi dico io, no? Con i 3 punti parliamo dei problemi ed è più facile sistemarli. Stanno facendo questo percorso qua, e la Lazio è sempre un terno all'otto, non si sa, non si può mai immaginare nulla, perché dipende da come beccano la partita, da come la approcciano, perché sono capaci di perdere con chiunque o anche di vincere e battagliare con chiunque. Grazie infinite, grazie infinite per il vostro ascolto, anche se in serale, ma oramai lo sapete che l'andazzo del canale è questo: mi serve la mattina per to gather all the news, se ce ne sono. Alcune mi va di commentarle, altre meno, e se non c'è niente da dire preferisco portarvi un video che mi viene da dentro, cioè mi faccio uno studio qualsiasi o mi viene un'idea e ve lo propongo. Siete voi gli eroi che lo ricevete, anche se non c'è niente da cercare, io magari lo metto nelle keyword, nei tag De Laurentiis, Semicesso, eccetera eccetera, ma non mi sembra il caso, ecco, non è nemmeno elegante parlarne.
secondo me, perché poi diventa noioso ripetere sempre le stesse cose così. La prima pietra, la seconda pietra, è là che è importante, perché lo stadio sono chiacchiere che si ripetono da 20 anni. Sul centro sportivo invece dovremmo accelerare, lo so che non porta soldi, ma te ne porta a lungo andare, e prima o poi, non lo so, ci faremo vecchi, cresceranno capelli bianchi, perderò i capelli, non lo so, lo sapremo, lo scopriremo solo scavando. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, grazie infinite per il vostro supporto.